buonasera. Stiano comodi, prego. Un po' di silenzio, per favore, un po' di volume. Un po' di volume. Difensori presenti in aula, l'avvocato Amato, l'avvocatessa Danna, l'avvocato Napoli, l'avvocato Papalia, l'avvocato Passarello, l'avvocato, il suo nome mi sfugge, mi voglia scusare, è al microfono per favore. Floresta. L'avvocato Floresta, grazie. E poi abbiamo l'avvocato Libero, l'avvocato Fichera. È sufficiente? Uno. L'avvocato Reina, l'avvocato Russo, l'avvocatessa Rizzo, e l'avvocato Catania e l'avvocato Giuffrida. Beh, non c'è altri. Adesso no? Bene. Mi pare di avere sentito che c'è un test da discutere. Per prima cosa, o ci sono altre richieste, altri... Sì. Presidente, sì, volevamo far presente che Paladino Sebastiano e Romano Lucia non sono oggi presenti e compariranno invece mercoledì prossimo per un impedimento che riguarda il Paladino. Quindi il test che oggi è presente è Clinimarchi, cioè l'addetto alla sicurezza della Standa. Volevamo approfittare anche per comunicare il programma della settimana prossima, cioè dire martedì mattina dovrebbero essere esaminati Berlusconi Silvio, Mannisi Concetto Aurelio, il dottor Anzalone, il signor Strazzeri Antonino, il signor Ravaglia Giuseppe. Questi ultimi sono testi di riferimento con riguardo alla vicenda del porto di Catania. Per mercoledì saranno sentiti Paladino Sebastiano, Romano Lucia, Mori Alberto, addetto anch'egli alla sicurezza della Standa, e Litrico Matteo. Giovedì pomeriggio saranno sentiti Messina Riccardo, Lazzara Salvatore e Scaravilli Salvatore. Giovedì pomeriggio. Mercoledì e giovedì le udienze sono solo pomeridiane. Se riusciamo a organizzare il trasferimento anche di Filistad Salvatore, però per Filistad non è sicuro. Venerdì Sparacio Luigi, Tidona Salvatore e Castelli Salvatore. Sono per tutta la giornata, credo che sia un programma abbastanza nutrito. Sì, ma io devo pregare il pubblico ministero di curare anche l'organizzazione del trasferimento di questi testimoni, quindi di assicurarne la presenza, sì, al fine di evitare inconvenienti. Oggi è un impedimento che si è verificato proprio, ne siamo venuti a conoscenza soltanto nella tardissima mattinata, quindi non c'era possibilità più di avvertire. Per quanto è nelle nostre possibilità cercheremo di evitare che si verificano per il futuro situazioni di questo tipo. Grazie. Grazie. Signor Presidente, mi scusi, l'avvocato Papalia ha tenuto conto che... Può stare comodo? Parlo alla Corte, è giusto? Come preferisce, grazie. Tenuto conto che i testi di cui oggi sappiamo devono venire non vengono, io mi allontano, nome mio, sostituto professore l'avvocato Napoli. Sì. Se l'avvocato Napoli, se può sostituire anche i difensori assenti, si fa una cortesia, sì, e di ufficio per gli imputati che dovessero essere sforniti di difensore di fiducia. Allora, introduciamo il test. Presidente,
motivazioni, nomino sostituto del collega Marchese e mi allontano. Sì. Venga avanti, sì, si sieda da questa parte. Un po' di silenzio in aula, per favore. Lei dovrebbe dire le sue generalità complete per il verbale. Mi chiamo Clini Marchi Ernesto, nato il 21/1/52 a Novelli, provincia di Aquila, e sono residente a Valdiano, provincia di Pavia, in via di Vittorio 26. Sì, ora dovrebbe leggere la dichiarazione di responsabilità per la testimonianza. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero, cui si può rivolgere, e però abbia cura di rispondere parlando vicino al microfono. Il pubblico ministero può procedere. Che attività svolge, signor Clini Marchi? Sono il responsabile della sicurezza del gruppo Fininvest. Da quanto tempo? Dal 1986. Si è occupato anche della sicurezza, in particolare del Standa, del gruppo Standa? Dal 90. 90, quale periodo esattamente? Dal luglio 90. Quindi, per intenderci, dopo l'incendio di via Etnea del gennaio del Sì. 90? Sì, ufficialmente sì. Dopo gli incendi del... Cosa significa ufficialmente? Perché già prima di fatto se ne occupava? No, nel momento in cui ci sono stati gli incendi sono venuto anch'io a Catania. Ho capito. Silenzio in aula, silenzio in aula, silenzio in aula. Prego, vado avanti. Quindi lei è sceso a Catania unitamente al dottor Mori? Sì. E in relazione all'incendio e comunque alle vicende dell'incendio, avete avuto modo di formulare nell'ambito di riunioni del gruppo dirigenziale della Standa delle ipotesi su quello che era successo? No, nel senso che io avevo con Mori i rapporti con la Questura e i Carabinieri, e all'epoca sia la Questura che i Carabinieri non avevano un'idea precisa di quello che stava accadendo. Infatti seguivano varie piste investigative ma con nessun risultato, e anche a livello dirigenziale dell'azienda non si sapeva che cosa pensare di questi attentati. Successivamente avete formulato delle ipotesi? Nella immediatezza mi pare di capire no. Successivamente No. avete avuto modo di formulare delle ipotesi? No. Le chiedo, le risulta che vi siano state delle richieste di denaro o comunque di altre utilità nei confronti del gruppo Standa o comunque del gruppo Fininvest? No, per quanto è a mia notizia, no. Lei ha mai sentito parlare della società Comega di Palermo? Sì, perché credo fosse un discorso di affiliazione con la Standa, ma non più di tanto, voglio dire, non nel dettaglio. Ricorda in particolare se vi erano stati dei problemi, delle minacce nei confronti di affiliati? No, per quanto ne so io no. Ha avuto modo di parlare di questa vicenda con l'ingegner Possa? Degli incendi? In particolare delle lamentele di tale Nicoletta Palumbo o Nicoletta Romano? No.
Sicuramente ho parlato con l'ingegner Possa degli incendi che si erano verificati. Dell'incendio Standa. Sì. Io le sto chiedendo appunto con riferimento invece all'altra vicenda. No. Lei ha notizia se altri centri Standa di Catania o comunque della provincia etnea o comunque della Sicilia siano stati oggetto di attentati, di tentativi di incendio o comunque di azioni di vandalismo? Successivamente all'incendio di via Etnea ci furono degli altri tentativi di incendio qui a Catania. Ma non ricordo se ci sono stati qui in Sicilia altri attentati di questo tipo. Che io ricordi no. Dico, per la funzione che esercita lo dovrebbe sapere, oppure Sì, può essere accaduto senza che lei ne sia venuto a conoscenza? no, lo escludo. Se le dico che non ricordo, perché proprio non ricordo in questo momento. Quindi non ricorda ma non esclude. Le dico questo perché effettivamente anche dalle dichiarazioni di funzionari Standa è il risultato che altre azioni nei confronti di di attentati, parla di incendi? piccole cose, ma comunque di azioni nei confronti, ad esempio nei confronti della Standa di Piazza Cavour. Ah sì, ma questo successivamente, più avanti nel tempo, intorno al... Quello di Piazza Cavour, l'incendio, il tentativo di incendio è di appena 3 giorni successivi a via Etnea, salvo che lei non voglia fare riferimento ad altro episodio. No, io ho detto che successivamente all'incendio di via Etnea ci furono degli altri episodi vicini nel tempo, di pochi giorni. Ecco, ce li vuole indicare per quelli che sono i suoi ricordi? Erano 2 filiali qui di Catania, ci furono dei tentativi di incendio che furono domati e che non ebbero nessuna conseguenza forte come quello di via Etnea. E nella provincia etnea? Che io ricordi no, nella provincia. O comunque nei confronti di affiliati di Standa? Mi sembra che ci fu un tentativo presso un affiliato Standa, non ricordo però esattamente di quale località, sempre nello stesso periodo però. E non ha altri particolari da riferire su questo tipo di attività nei confronti di affiliati Standa? No, anche perché gli affiliati poi non è che io me ne occupi, voglio dire. Non se ne occupa perché, ci faccia capire, sul piano della sicurezza hanno e provvedono autonomamente, esatto. Cioè i singoli affiliati. Esatto. Lei non è al corrente del contenuto di una telefonata intercorsa tra appunto la Palumbo Nicoletta, soggetto che lei ha dichiarato di non conoscere, e il fratello in merito appunto a delle minacce subite nella zona di Palermo da parte della Palumbo, telefonata che fa riferimento ad un colloquio avvenuto con l'ingegner Possa. Le chiedo, e questa è la domanda in sintesi, con l'ingegner Possa avete avuto modo di commentare il contenuto di questa conversazione telefonica sulla quale l'ingegnere Possa è stato esaminato sia dai pubblici ministeri nel corso delle indagini preliminari e sia davanti alla Corte di Assise? No, che io ricordi no. Lei mi pare di aver capito che stesse accennando anche a qualche altro episodio che riguarda in tempi più recenti qualche filiale Standa. Ho avuto questa impressione, mi dica se ho sbagliato. No, non ho sbagliato. Qui a Catania ci fu l'arresto di una banda di ragazzi che in pratica costringevano le persone addette alla vigilanza a farli andare via dopo aver rubato la merce dietro minaccia e violenza, e a seguito del quale credo che sia stato anche un processo.
credo, però non lo so. Ecco, lei ricorda quanti erano e chi erano queste persone? No, Ma ricorda il tipo di reato che è stato loro contestato? no, le direi una cosa non esatta perché non ne sono non lo so, non ho idea di quale reato gli sia stato contestato. Con riferimento alla vicenda dell'incendio Standa, le risulta che nelle sedi dirigenziali del gruppo si sia discussa o meno la possibilità di costituirsi parte civile in questo procedimento? Per quanto è di mia conoscenza no, perché i livelli di mia competenza non sono talmente elevati da partecipare a riunioni dove possono essere decise queste cose. Ecco, io le chiedevo se comunque aveva avuto modo di percepire attraverso commenti con personaggi del Consiglio di amministrazione o comunque vicini al Consiglio di amministrazione, se si fosse mai discusso dell'opportunità o meno di costituirsi parte civile in questo procedimento. No, perché io anche fisicamente come ufficio sono abbastanza lontano per quanto riguarda il posizionamento del Presidente, amministratore delegato e direttore generale. Però non ho avuto mai questa sensazione, cioè non ho avuto mai di queste notizie. E con riferimento invece a questa vicenda che ha riguardato più recentemente una filiale Standa, l'episodio, intendo riferirmi all'episodio che lei stava indicando di una banda di ragazzi che in qualche modo avevano determinato un'attività delittuosa nei confronti della Standa. Lei sa se la Standa si è costituita parte civile? Ne sono venuto a conoscenza ieri dall'ufficio legale che mi ha informato che si eravamo costituiti parte civile e poi la pratica era stata chiusa, nel senso che credo che ci abbiano liquidato un indennizzo, non conosco l'entità. Di quanto? Più o Non lo meno? so. Quindi cioè per questa vicenda giudiziaria che riguarda la banda dei ragazzi la Standa si è costituita parte civile? Credo di sì, signor giudice, però non posso esserle più preciso in quanto non è di mia competenza il settore legale. Sa l'importo del danno che la Standa avrebbe subito o comunque ha subito in relazione a questa vicenda? No, sarà nell'ordine di decine di milioni, presumo però, ma non sono in grado di indicarne esattamente l'entità. Cioè 10 milioni il danno o il risarcimento? Mi faccia capire. No, penso che siano stati qualche decina di milioni in danno. In danno. Di risarcimento non sono in grado di dirlo. Ecco. E per quanto riguarda viceversa l'incendio Standa via Etnea, sa indicare l'importo del danno subito, sia in termini di strutture, di materie contenute e anche di mancato guadagno? Parliamo di miliardi, nello specifico non lo so, però... Di miliardi, però non riesce a quantificare? No. Grazie. Pubblico ministero, altre domande? Controesame? Non ci sono domande per il test? Allora io vorrei rivolgere qualche domanda perché è probabile che si sia verificato un equivoco perché verosimilmente io non ho una corretta idea di quale possa essere il compito di un addetto alla sicurezza di un'azienda come la Fininvest. Quindi vorrei che mi chiarisse qual è esattamente il suo compito nell'ambito dell'azienda. Certo. Cioè di che cosa si occupa lei? Dunque, per quanto riguarda la Standa, fondamentalmente il mio compito è quello di limitare il più possibile il problema delle differenze inventariali.
che ogni anno ammontano a circa 60-70 miliardi, cioè merce che sparisce. E mi devo preoccupare di organizzare una serie di attività per cercare di limitare questo danno. Una di queste attività, per esempio, è tutta l'attività di antitaccheggio che noi facciamo fare a persone specializzate all'interno delle nostre filiali. Le do solo un dato per spiegarmi meglio. Solo nel corso del 1994 sono stati fermati 115.000 clienti con merce non pagata, con circa 3-4 miliardi di merce recuperata. Ecco, questo fondamentalmente è la mia attività per quanto riguarda la Standard, cioè occuparmi dei furti. Ora, mi scusi se la interrompo. Il Mori, di cui ho sentito parlare qui come testimone, si occupa delle stesse cose? Sì, si occupava delle stesse cose. Perché ora non c'è più, adesso c'è lei, al posto del Mori. Il Mori si occupava esattamente di questo stesso problema? Sì, era il responsabile della sicurezza della Standard. E quindi dico, di fatto si occupava di organizzare questa prevenzione, diciamo così, e quindi di queste operazioni antitaccheggio sostanzialmente. Ora, quando succedeva qualcosa di straordinario ai danni, perché questo lo possiamo chiamare un danno ordinario della Standard, qualcosa di straordinario ai danni della Standard, quale l'incendio, soprattutto io ho sentito parlare di un'attività di disturbo allarmistica, nel senso di dire telefonate anonime con le quali si dice guardate che c'è una bomba o cose di questo genere, e quindi bisogna fare sgomberare i magazzini, si perde del tempo, si perdono clienti, si perde l'immagine, cose di questo genere, cose che producono danni. Per queste cose, di queste cose, il servizio di sicurezza si è occupato oppure no? No, è chiaro che nel momento in cui in una filiale arriva una telefonata anonima, visto che lei ha citato il caso della telefonata anonima... Come esempio questo lo cito. È chiaro che il direttore della filiale, oltre ad avvertire, ad informare tutta la linea della vendita, informa anche il responsabile della sicurezza sul territorio, che poi riferisce a noi, al centro a Milano. Ma al di là del ricevere la notizia, non è che poi noi possiamo fare più di tanto, se non quello di portarci presso gli organi di polizia per sollecitare una maggiore vigilanza nei confronti dei nostri magazzini, o a organizzare un servizio di vigilanza con guardie giurate del posto per limitare, se qualora qualcuno volesse fare qualche azione, i danni. Al di là di questo noi come privati non è che possiamo fare più di tanto. Bene, ma non c'è un discorso di analisi, perché addirittura qui si è parlato di un bollettino di guerra, sono stati elencati numerosissimi atti di danneggiamento nei confronti dei magazzini Standard nel tempo. Quindi dico, con riferimento a tutta questa attività a oltranza di danneggiamento, l'ufficio di sicurezza ha curato un'analisi del fenomeno, cioè una raccolta di dati, un'analisi del fenomeno, ha cercato di fare delle diagnosi e proporre dei rimedi, o tutto questo è fuori dalle competenze questo volevo sapere, del servizio di sicurezza? Ma il livello di allarme è sicuramente aumentato nel momento in cui il proprietario di questa azienda annunciò la sua scesa in campo in politica. Le telefonate aumentarono in un modo veramente notevole e nacque un fenomeno che non era mai stato presente in Standard, quello degli ordigni incendiari messi dentro le filiali. Erano confezioni di yogurt che per una miscela chimica a un certo punto prendevano fuoco e incendiavano i reparti dove erano posti. In alcune filiali
c'erano i sistemi antincendio e per cui poi venivano spenti questi incendi comunque con gravi danni. Successivamente agli attentati qui in Sicilia, a distanza di un anno, ci fu un analogo fatto a Roma, un'intera filiale bruciò, e nel corso del 91 un intero capannone stipato di merce pronta per essere ricollocata presso le filiali a Milano prese fuoco. E in ordine a tutti questi avvenimenti la nostra analisi non poteva, non avendo elementi obiettivi di riscontro se non quello che ci potevano dire le forze dell'ordine, non potevamo fare più di tanto se non rafforzare i sistemi di protezione con sistemi tecnologici o uomini della vigilanza messi a tutela del patrimonio. Ma al di là di questo, le ripeto, più che andare dalla polizia o dai carabinieri a secondo di chi aveva in mano l'indagine e cercare di recepire qualche informazione per meglio analizzare il fenomeno, noi non potevamo fare. Per quanto riguarda specificamente l'incendio della standa di Catania via Etnea, ci fu qualcosa di diverso rispetto a queste attività o vi siete comportati esattamente allo stesso modo? Nello stesso modo, io facevo una spola tra questura e carabinieri, cercando di capire con loro cosa fosse accaduto. Io era la prima volta che vivevo in Sicilia, peraltro, quindi per me era anche un approccio nuovo, di una realtà che non conoscevo se non per i giornali e la televisione. Bene, per me basta. Pubblico Ministero, se vuole finire l'esame. Solo una domanda. Mi sa dire chi è l'avvocato Reina? Mi sa dire il nome del responsabile dell'ufficio legale della standa? Dove? Piano? Nazionale, non so. Sì, la dottoressa Maggioia. Dottoressa Vittoria Maggioia. Grazie. Signor Clinimarchi, le è stato chiesto poc'anzi degli episodi che si sono succeduti, episodi di danneggiamento, di incendi in Sicilia. Lei ne ha ricordati alcuni che riguardavano le filiali di Catania, cioè quelle di Piazza Cavour. Lei ricorda dove è l'altra filiale, oltre a quella di via Etnea? C'era, è stato uno. Io ricordo che erano stati due poi successivi attentati, tentativi di incendio. Che comunque si sono nell'arco temporale, diciamo, prossimo a quello all'incendio di via Etnea. Esatto. Ricorda se nella provincia di Catania vi sono stati episodi di danneggiamento? Alla standa? No. A Paternò le risulta che vi siano stati in quell'arco temporale, più o meno? Era un affiliato? No, come c'è una filiale a Paternò, mi pare. Lei comunque citi questo episodio se lei ricorda questo. Era un affiliato? Lei ricorda un episodio in danno di un affiliato? Mi sembra che ci fosse stato un attentato a un affiliato Standa, ma non una filiale Standa. Le volevo chiedere... Di cui io non mi sono occupato. Episodi della portata di quello che ha determinato la distruzione della standa di via Etnea, se ne sono verificati in Sicilia? No, cioè che hanno determinato una distruzione, cioè un danno rilevante, considerevole. Parliamo della Sicilia per ora. No. In altre parti d'Italia ve ne sono stati invece. E come ho detto, signor Presidente... Se può specificare l'arco temporale in cui si sono verificati episodi distruttivi. Così importanti? Sì, così importanti. Guardi, a distanza di circa un anno c'è stato l'incendio di Roma. Di Roma. Lei parlava di una distruzione di un capannone poi a Milano. Esatto. Questo in che periodo si è verificato? Ero in vacanza. Agosto 91.
Agosto 91. Sì. Poi episodi, diciamo, di questo tipo se ne sono verificati negli archi degli anni successivi? No, come dicevo prima, poi... Cioè c'è stato un salto temporale? Sì. C'è stato... No, cioè voglio precisare, episodi di questa gravità no, poi c'è stata un'escalation di telefonate, attentati incendiari. E questi, se li dovessimo collocare nel tempo, questa escalation? Guardi, non vorrei dire un'inesattezza, No, approssimativamente. ma credo dal 92, 93 in poi. Lei, signor Clini Marchi, ha conosciuto o ha avuto rapporti con i responsabili della società marketing? No. E, per quanto riguarda le filiali e gli affiliati Standa, le risulta che vi sia un deposito nella città di Catania di cui usufruiscono anche le filiali Standa? Sì? Non sa chi fa capo questo deposito? No. Sa dove si trova No. questo deposito? No. E della sicurezza del deposito chi se ne occupa? Credo nessuno. Lei ha mai sentito parlare di una società denominata CSS? No. Per quanto riguarda società in qualche modo controllate da Standa o comunque nelle quali la Standa ha quote di partecipazione, della sicurezza chi se ne occupa? No, credo nessuno. Io mi sono sempre occupato della sicurezza della società azienda Standa, ma delle affiliate mai. Ma laddove la Standa avesse quote di rilievo, di partecipazione? No, perché vengono gestite in proprio, molto più delle volte fanno capo ai proprietari che hanno delle quote in queste società che non hanno, cioè, per loro scelta, una cultura di sicurezza, presumo, per cui non gli interessa più di tanto avere un responsabile o un riferimento in un uomo della sicurezza che gli possa risolvere qualche problema di sicurezza. Per quanto riguarda la sicurezza esterna, diciamo, dell'immobile, lasciando stare quindi la struttura antitaccheggio della quale in qualche modo lei è responsabile, Standa ha mai fatto capo a cooperative, guardie di vigilanza? Sì. Nella città di Catania? Nella città di Catania, chiedevo. Al di là della società che si occupa, però di cui non mi ricordo il nome, per il trasporto valori e il ritiro dei valori, no. Quindi una vigilanza esterna con strutture di polizia privata? No. Mai. Assolutamente. È stato fatto, ecco, nel periodo successivo, per breve arco di tempo, anche perché costava una follia, sono stati organizzati dei servizi con della vigilanza, come avevo detto prima, del luogo. E basta. Quindi per le filiali di Catania? Esatto. Ho finito, Presidente. Posso, Presidente? Sì. L'Avvocato Russo. Le chiedo scusa, a domanda del Presidente, lei poco fa credo che abbia risposto che una certa attività di danno è aumentata in maniera significativa dopo, lei ha detto, scesa in campo in politica del Cavalier Berlusconi, è così? Esatto. Le chiedo scusa, in azienda si è discusso, ha mai sentito, avete fatto delle ipotesi su quale potesse essere il movente di questo aumentare di attività di danno? Qualcuno sosteneva che il dottor Berlusconi non era simpatico a tutti e di conseguenza qualcuno, per manifestare la sua antipatia, si divertiva a telefonare alle filiali Standa, a picchettare le filiali Standa, a riempire le vetrine di uovo marcia durante i correi, a mettere
dei barattoli di yogurt pieno di una miscela chimica che prendeva fuoco. Quando lei dice simpatico, cioè non simpatico, intende dire non simpatico personalmente o politicamente? No, io non sono in grado di poter fare questa distinzione. In azienda, non lei, io non le chiedo un giudizio, cioè si è parlato in azienda di quale potesse essere la causa di questo proliferare di attività di disturbo dopo l'ingresso in politica del dottor Berlusconi? L'ascesa in politica del dottor Berlusconi. La ringrazio, non ho altre domande. Pubblico ministero? Sì, cortesemente, ricorda quando si è verificata questa scesa in politica dell'onorevole Berlusconi? In quale anno? Guardi, tutto iniziò, glielo posso dire con una certa sicurezza, dopo l'inaugurazione dell'Euromercato di Casalecchio sul Reno a Bologna, quando il dottor Berlusconi, a una domanda dei giornalisti che gli chiedevano chi avrebbe c'erano le votazioni comunali, perché c'era la votazione a Roma. Voglio dire, rispetto alla data delle ultime elezioni politiche, marzo 1994, l'annuncio di questa volontà di scendere in campo da parte del Berlusconi, quanto tempo prima è avvenuta? Cioè questo episodio che lei ha indicato, sì, rispetto al marzo 94. Io non ricordo quando ci sono state le elezioni. Io sto dicendo marzo 94. No, non parlo di marzo. No, io sto parlando delle elezioni politiche, è chiaro. No. Questo episodio che io le ho raccontato era vicino a delle elezioni comunali. Io le ho dato un riferimento temporale, dico le elezioni politiche sono state del marzo 94, esatto. Queste elezioni comunali... non me lo ricordo. Non lo ricordo. Dico, nell'ordine saranno stati mesi rispetto a queste elezioni nazionali, quanto tempo prima? Cioè approssimativamente le sto chiedendo. Non me lo ricordo quando ci sono state queste elezioni comunali, credo che qualcuno se lo ricorderà qui. Vabbè. Grazie. Prego. Scusi, ancora un'ulteriore precisazione, può sembrare ovvia, però mi sembra anche necessario puntualizzare. Questi fatti disastrosi di incendi a Milano e a Roma, gli incendi sono stati sicuramente di origine dolosa? A detta degli inquirenti, certamente. Quindi è stata accertata questa la causa dolosa dell'incendio? Sì, nient'altro, può andare. Grazie a lei. Allora, mi pare che a questo punto ci dobbiamo occupare ancora di poca cosa, ci sono richieste dalle parti, non c'è una riserva che la Corte deve sciogliere in ordine alla richiesta del Pubblico Ministero di acquisizione di una sentenza irrevocabile di condanna di Samperi Severino Claudio emessa dal GUP di Catania per violazione della legge elettorale. C'era stata l'opposizione dell'avvocato Attanasio e in ordine a questa richiesta la Corte può soltanto rilevare l'ammissibilità ai sensi dell'articolo 238 bis del Codice di procedura penale nell'ambito della produzione documentale e la pertinenza al tema probandum, pertanto si ammette il documento introdotto dal Pubblico Ministero. Poi dovevo dire che c'è una comunicazione dei periti Famoso e Di Grazia, i quali hanno fatto presente che in ordine alla richiesta di trascrizione della telefonate sull'utenza 7170-166 in uso alla Amalia SRL, ci sarebbero da trascrivere più di 1300 telefonate, avvocato Passarella. Pertanto io invito, siccome credo di ricordare,
l'avvocato Passarella mi correggerà se il mio ricordo è errato, che la richiesta proveniva proprio dalla difesa di Tuccio, mi pare, no? E allora, se sono a disposizione delle parti come si chiamano? I brogliacci, ecco, se la parte volesse specificare, la parte richiedente volesse specificare quelle che sono di maggiore interesse, cioè fare sto lavoro per noi, perché il rischio è quello di creare dei volumi di trascrizione che sono poi completamente inutili, che nessuno leggerà mai. Quindi mi dica lei, avvocato Passarella, si riserva, non lo so, cosa vuole? Presidente, mi scusi, no, purtroppo non posso riservarmi, perché... Stia comodo. Grazie. I brogliacci, signor Presidente, ecco, approfitto... Posso, Presidente? Sì. Chiarisco dall'inizio il mio pensiero. Queste intercettazioni, signor Presidente, erano state disposte dalla Procura della Repubblica ed avevano una certa tematica, raggiunta la quale sono state sostanzialmente poi abbandonate, signor Presidente, ed era la tematica che riguardava la effettiva proprietà o comunque l'effettivo ruolo del Tuccio Salvatore nell'ambito della società Amalia. Quindi esse sono state eseguite come servizio di brogliacci e vi sono agli atti brogliacci solo per non più di 10-15 giorni. Siamo nel luglio del 93. Quindi io ho una prima difficoltà di ordine materiale, signor Presidente, nel senso che non sono in grado di visionare i brogliacci, perché i brogliacci non ve ne sono agli atti. Io non ne sono in possesso, se sono tra gli atti della Procura non lo so, ma credo che se il mio fascicolo è fedele a quello del fascicolo ufficiale del Pubblico Ministero, vi sono brogliacci, ripeto, circa per 15-20 telefonate che si dipanano nel luglio del 93. Il tema di prova, signor Presidente, però, che prospetta la difesa a questo punto è assolutamente diverso ed io sono lieto, signor Presidente, che ed era proprio questo il senso della nostra richiesta, che i periti abbiano indicato un volume particolarmente rilevante di telefonate, perché, signor Presidente, queste telefonate potranno chiarire nell'arco di un arco di tempo abbastanza vasto le movenze del Tuccio nel corso di questo periodo, e il suo attaccamento o meno al lavoro, la sua partecipazione effettiva o meno a questa azienda Amalia, la sua effettiva competenza o meno in tema di problematiche aziendali del settore lattiero-caseario. Quindi io credo che queste telefonate, siano esse 100, signor Presidente, 300, 500, ci forniscono una sorta di periscopio irrinunciabile, al di là di quelle che possono essere i corretti testimoniali o le dichiarazioni ripetitive di imputati di reato connesso, per conoscere come viveva le proprie giornate il signor Tuccio Salvatore, che è imputato del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso con un certo determinato ruolo, signor Presidente. Quindi per noi è uno strumento inaspettato in un certo senso, perché, come dire, scaturito da un atto di indagine che proviene da parte avversa, ma che in questo momento diviene irrinunciabile, signor Presidente. Quindi io insisto affinché la trascrizione avvenga con riferimento al materiale integralmente a disposizione della Corte. Credo di aver chiarito, ecco, il mio pensiero, signor Perfettamente. Presidente. Grazie.
Pubblico Ministero? Io volevo soltanto far rilevare questo. Innanzitutto mi sembra difficile che non vi sia un canovaccio, comunque un brogliaccio delle telefonate operate dalla polizia giudiziaria. Certamente, anche perché per fare un calcolo simile, certamente i periti non si saranno basati sull'ascolto di tutte le bobine. Al massimo sarà indicato non pertinente nella telefonata. In questo procedimento non si è, svolta, non si è operata quella parentesi per la trascrizione delle intercettazioni che viene indicata agli articoli 267 e 268 del Codice di procedura penale, e quindi chi chiede la trascrizione delle intercettazioni e laddove non dovesse essere richiesta specificamente deve comunque indicare le telefonate pertinenti. Laddove questa richiesta non dovesse essere inoltrata da alcuna delle parti, il giudice stesso sarebbe tenuto a disporre la trascrizione delle telefonate pertinenti, in ogni caso al tema di indagine. Non si può desumere a contraris una non pertinenza o una presunzione di innocenza in base a delle telefonate che non sono oggetto specifico del tema da decidere, e in ogni caso quelle utenze telefoniche potevano essere utilizzate da chi che sia e per qualsiasi ragione, anche non di carattere direttamente legato all'azienda, e quindi non mi sembra idoneo l'osservazione fatta alla difesa per richiedere la trascrizione per intero delle telefonate intercettate. Va bene, allora abbiamo raccolto il parere delle parti. Mi dà, signor Presidente, no, su questa... Replica, avvocato. No, signor Presidente, io voglio solo dire che se... mi permetto, indicare una soluzione così di carattere temporanea, cioè se i brogliacci, signor Presidente, fossero reperiti e quindi messi a disposizione, è chiaro che una cernita che noi siamo dispostissimi a fare immediatamente. Siamo nell'impossibilità di procedere alla cernita perché, secondo quello che è stato un nostro controllo, e può darsi carente del fascicolo del pubblico ministero, esistono, come dicevo prima, i brogliacci con riferimento a non oltre 20 telefonate. Quindi non vediamo come la... passaggio di cui all'articolo 268 non vi è stato. Ma che fine hanno fatto i brogliacci? E questa non lo so, signor Presidente. I brogliacci sono condizioni di legittimità dell'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, quindi no, mi consenta, mi consenta. Registri, certo. Mi consenta, mi consenta, la prova non è brogliaccio. Ma scusate, ci sono o non ci sono questi brogliacci? Prego? I periti il calcolo l'hanno fatto sui brogliacci, non certo ascoltandosi 1500 telefonate. Non vorrei contraddirla, ma... 1500, non... Signor non Pubblico Ministero... 1500, e solo dal brogliaccio possono aver rilevato questo dato, Presidente. Ma credo che invece sia stato rilevato dal numero dei nastri, signor Pubblico Ministero, delle bobine, e non dai brogliacci. Ma possiamo accertarlo subito, compulsando direttamente i periti incaricati. Se hanno a disposizione i brogliacci, signor Presidente, io mi impegno immediatamente, sin d'ora, a segnalare alla Corte le telefonate che noi riteniamo rilevanti per la posizione di Tuccio. Se invece i brogliacci non ci sono agli atti, insisto per la trascrizione integrale. Quindi il Pubblico Ministero non ha altra indicazione su questi brogliacci? Presidente, riconvochiamo i periti. Sulla base della legge io credo che i brogliacci debbano essere per forza, sono i verbali e debbono esserci per forza, perché altrimenti le intercettazioni non potrebbero essere legalmente utilizzabili. È una condizione di utilizzabilità delle intercettazioni. Quindi, va bene, allora convochiamo i periti per la prossima udienza? Non è un... Dico, convochiamo i periti per la prossima udienza e vediamo quello che ci dicono. Ecco, questa potrebbe essere, allora, signor Presidente. La cancelleria farà la cortesia di convocare anche uno solo.
dei periti per l'udienza di martedì prossimo. Poi c'è un'altra cosa. Signor Presidente, poi io avevo una richiesta da fare. Un momentino, avvocato. C'è Nardo, l'imputato Nardo no, non è di questo processo Nardo, mi pare, quindi è inutile che ne parliamo. Vabbè, no. Allora, avvocato Reina. A seguito delle dichiarazioni del dottor Clini-Marchi, se non erro, chiederei la citazione della dottoressa La Gioia, quale responsabile dell'ufficio legale della Standa, in riferimento alla circostanza che ha raccontato il dottor Clini-Marchi, del quale non è sicuro, in ordine alla costituzione di parte civile nel eventuale procedimento che si sarebbe svolto o che è da svolgersi nei confronti di quei giovani. Sì. Pubblico Ministero? Su questa richiesta di citazione? Scusi, mi sono distratto un attimo, era riguardante? Prego. No, riguardava che cosa? La citazione della... Non c'è opposizione. Allora, si ammette la Teste dovrebbe provvedere la parte alla citazione per l'udienza. Troppo presto. Quindi per un'udienza della settimana prossima, avvocato Reina? Niente, forse il problema è superato, se io solo. Quando ne avremo? Mercoledì prossimo quando ne avremo? Mercoledì prossimo quando ne avremo? Ah, noi martedì veniamo qua, è giusto? Sì. Allora, scusate. Dicevo, avvocato? No, io ho chiarito col dottor Sì, allora. Carbone. Mi diceva per quanto riguarda La citazione. la citazione. Quindi dovrebbe provvedere lei per quando potrà. Va bene, grazie. Allora, l'udienza è tolta e ci vediamo allora martedì prossimo 30 gennaio, mi pare, udienza antimeridiana, o sbaglio? 9:30 e seguenti, grazie, buonasera.